I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta e gli agenti della Polizia di Stato Squadra Mobile hanno dato esecuzione oggi a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa nel corso delle indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti di 9 soggetti a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentato omicidio, detenzione e porto d'arma comune da sparo. Per 2 degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 6 la misura degli arresti domiciliari, mentre uno solo degli indagati è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I fatti in oggetto dell'ordinanza hanno tratto origine da un'ampia articolata attività investigativa condotta tra gennaio e maggio del 2021 dal nucleo investigativo di Caltanissetta, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica Nissena. Sono oltre 50 i capi di imputazione relativi ad altrettanti episodi di gestione di sostanze stupefacenti, per lo più cocaina, ma anche crack, hashish e marijuana, che gli indagati avrebbero acquistato a Catania, Enna e Palermo per poi rivenderla nel centro urbano di Caltanissetta. Nell'ambito del medesimo contesto investigativo, la Polizia di Stato Squadra Mobile indagava anche su un fatto accaduto l'8 giugno 2021, allorquando uno degli indagati avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco al volto della vittima, che prontamente si dava alla fuga, scongiurando l'evento fatale, ma che comunque riportava lesioni personali gravissime. Dagli accertamenti investigativi emergevano gravi indizi per affermare che l'arma sarebbe stata procurata dall'autore del tentato omicidio da altri 2 indagati. I rilevi effettuati sulla scena del crimine e la perizia balistica computata sull'arma da parte del gabinetto della polizia scientifica, grazie anche all'utilizzo di speciali software, permettevano di appurare che l'arma utilizzata dall'indagato fosse idonea a uccidere. In data odierna, quindi, la Polizia di Stato, insieme ai Carabinieri, in piena sinergia tra loro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, sono stati impegnati sin dalle prime luci dell'alba per dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare. La Polizia di Stato, grazie anche alla collaborazione della Squadra Mobile di Bolzano, ha operato in Trentino Alto Adige per la cattura dell'indagato per il reato di tentato omicidio. Contestualmente è stato eseguito in Belgio un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta nei confronti di uno degli indagati, che in costanza di indagini si era trasferito in Belgio. La Squadra Mobile di Caltanissetta, grazie anche al Servizio per la Cooperazione Internazionale delle Forze di Polizia, ha comunicato ai colleghi della polizia belga ogni elemento utile per la cattura dell'indagato.